Noi dobbiamo limitare il tempo che i nostri imprenditori perdono per tutte le procedure burocratiche e credo che il Comune di Treviso da questo punto di vista sia non un ostacolo ma un alleato delle nostre partite IVA. Treviso prima in Veneto per efficienza amministrativa, terza assoluta in Italia dopo Trento e Trieste, secondo l'ultimo studio degli artigiani della CGA di Mestre. Alle piccole e medie imprese venete carte, timbri, moduli da compilare e attese agli sportelli costano comunque 10 miliardi di euro l'anno, ma il Veneto rispetto al resto d'Italia è una realtà virtuosa e Treviso svetta. Le piccole e medie imprese del Veneto non possono lamentarsi perché la qualità del servizio reso dalla pubblica amministrazione presente nella nostra regione è buona. Più in generale, comunque, nei rapporti con gli uffici pubblici, le carte, i timbri, i moduli da compilare e le attese agli sportelli sono ancora un'amara realtà che tanti imprenditori vivono come un incubo. Servono più liberalizzazione, più concorrenza, meno leggi e meno regole, conclude Zabeo, che il presidente del Veneto Luca Zaia sintetizza con un'unica parola: autonomia. Treviso, il Veneto, molte regioni del nord, in generale il trend è questo. Direi che ci sono tutti i presupposti per dare, diciamo, autonomia a chi la chiede, che non è la secessione dei ricchi, non è qualcosa contro l'unità d'Italia, ma è soprattutto un investimento sull'efficienza da un lato e sulla responsabilità dall'altro, perché chi chiede autonomia chiede responsabilità. Fiore all'occhiello di Treviso, tanto da averlo presentato anche al Senato, lo sportello unico, di fatto un solo portale in cui si raccolgono tutte le pratiche, accorciando i tempi e riducendo le incombenze. Ovviamente queste sono classifiche che ci riempiono di orgoglio e ci caricano anche di responsabilità. Sicuramente il modello Treviso che fa della sburocratizzazione, della digitalizzazione dei punti cardini importanti portano a questo tipo di risultati. Però al di là della classifica è importante sapere che questi risultati che ci fanno scalare la classifica in realtà nel quotidiano migliorano la qualità di vita, soprattutto in questo caso per le aziende e per le partite IVA del nostro territorio.